Signore, buonasera. 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 Comodi. Giudice Allata, si secca qua. Qua manca qualcosa. Al solito. Prima di iniziare voglio parlare con i signori che stanno assistendo al processo, mi raccomando. Non facete schifo come solo, io sto parlando soprattutto con gli amici della signora qua presente, che non avevano tenuto lo sacramento, che facete sempre schifo, io vi conosco a uno vi porto direttamente in carcere, signori miei, stiamo attenti. Signora Sozza, devo parlare io, lei si sta sopra. Abbiamo capito di così, signori miei, cerchiamo di stare muti perché allora io chiudo l'udienza subito, senza problemi. Fallo vedere che può fare, chiude l'udienza. Guardi, datela fuori, chi sta che immagina? Sì, sta assettata, ho capito che avanti, sta assettata. Che non che abbiamo visto che buoni, sempre femmine di denti. Signora Sotto, comunque lasciamo perdere. Scusate, io qua all'altro che padrone della lingua dei segni, se qualcuno è sordo e non sente, alzi la mano. Non sei sordo, come fai questa la mano? Benissimo. Non ho capito, ma il cancelliere Armando Ickes, un è stato miscio. E come mai è stato miscio? Che cosa è successo? A sera che cosa fa? Se non mi ho corazzo? No. Alzato il cuore, cioè significa che si imbriagava. Che non è remoto che si imbriaga. Che cosa? E chi sto qui? Il nuovo cancelliere! Ma almeno abbiamo guadagnato in gioventù. Ma chi sto come? Sicuramente il giudice Allate vuole dire che un bravo ragazzo. È la fine del mondo, che vuole dire? La fine del mondo. Va bene, dunque possiamo iniziare il processo. Nuovo cancelliere? Sì, cancelliere. Signori miei, mi raccomando, ora iniziamo, mi raccomando, stiamo tranquilli, dobbiamo portare a finire questo processo perché non avete a mangiare, una cosa che voglio fare. Avanti, legga quello che deve leggere. Gli era detto al nonno Inche se quello che deve leggere? Sì. A posto sempre. Andiamo alla sala, va bene, legga pure. Registri, sì. Sta per iniziare il dibattimento di un processo per omicidio. Che c'è sembra una storia che si spiegava per gli stupidi, Allora, avevo l'imputata all'altro l'avvocato difensore e dopo qui c'è un pubblico ministero. Amica era il signor pubblico ministero, ma davanti comincerei l'interrogatorio, così c'è la professoressa di Dio Maga. Grazie signor Presidente. Prego. Siamo a dire a Suzza un banco di testimoni. Ma signor pubblico ministero, ma che fanno? Non mi indicate che c'è il banco di testimoni? Chi chiama? Andiamo avanti. La testa se la presente, sì. Signor giudice, sì, signor pubblico ministro, a quelli per rispetto. Signora Sozza, non cominciamo, non è pubblico ministro, è pubblico ministero. Cerchiamo di dire la parola, come so, non è che ci vuole stare. Pubblico ministero, va bene? Allora, procediamo, signore. Procediamo, pubblico ministero. Grazie signor Presidente. Leggo queste carte, voi siete la signora Agata Suzza, detta Idina, di anni 47. Ma chi c'è da religione 47 anni? Chi fa? Sta muccialando? 47? Come la mucciare? Ma gli sta avanti.
figlia della monarca Giovanni Assuzza e di Sara Sidiolo, nata a Catania il 18 di gennaio dell'anno 1921 e ivi residente in vicolo Sacramento numero 17. È giusto? So che c'è scritto qua? Ah, così dicono. Chi sta a verità? Non andavo, Caduta chi, signora Struzza, a casa tiene solo la massima verità, nient'altro che la verità, non cominciamo a mettere chi è verità. Ma perché chi ci stava dicendo? Allora, se ne andavo, giocato tutta la verità. Va bene, dunque ho giurato. Quando stima salute? Devono giurare come siete giurati. Giuro, quando stima salute, quando Quindi ora formuliamo Grazie, signor Presidente. Signora Assuzza, a rispondere a questa precisa domanda. Il giorno 27 di dicembre dell'anno 1957, voi visto con casa di vostra compare un cittina a Sparmacira, saputa sentire come canilla. Vero è? E cosa no? Hanno passato 2 anni. Chissà. E non abbiamo. E non lo cominciamo con la discimonia. Si sferniciasse quando basta a parlare, al luogo di fare la parte che è suonata. Ce lo ripeto, chi ci faceva 2 giorni in casa di la Sparmacira. Ma ci a fare visita, chi altro ci poteva venire a fare? E insisto e dico, in compagnia di cui? Compagnia di cui? Compagnia di amici e parenti. Amici e parenti, Di cosa stiamo parlando? Voi, quali amici, quali parenti, volevo sapere i nomi, il cognome di tutti questi che li trascriveremo sopra. Già scrivo? Non ci scrivo Me piace, insegnavo di non nominare mai il nome della che ci conosce. Dunque, chi mi sta contando mia, ovvero di chi mi tendate. Vedete che io non sono pesce caso parente, va? Allora, forse la signora Assuzza fa l'indiano. Ida non va ancora capito. Caccatinza entra in aula ai tribunali che è testimone di un tremendo diritto. Ma allora se ti volete La vita Papriano, devo sbagliare a parlare, sta settennati, che cazzo, non sono le parti. Finisce per stare in primavera. E chi? Guarda, non avrà per tribunale. Andiamo avanti. Ragazzi, scusa, non avete bisogno di standardi. Di loro e di me. Sta seguendo, c'è richiesta la sussistenza da rispondere a un nuovo ministero. Io la rispondo solo, sto pubblico ministro gioco. Non mi fa scandare quando pare che sono minazzi. Io la vedo. Pubblico ministero, la cassa sono tutto, va bene, chi gioca a te? Senza parole a cagaticchio. E se spicciasse, chi chiacchiere, e gli mandavano in una panza, il giudice, gli mandavano che chiudono. Grazie, andiamo avanti. Sì. Signora Assuzza, altra sera, dinanzi alla casa della Sparmacira, successe una tremenda sciarra tra l'amici vostri e il povero Cicci. È la verità? Sciarra! Ma sta vedendo o stai piangendo? Sai, quanti che ci resta essere quando mai? Quale sciara? Fu, scaccio di parole. Vandalizza, va. Chi ti riceve? Ma ci sta cura solo alla domanda, senza addozionare parole. Rispondendo sì oppure no. Che saggio? Senta, chissà come fa smuovere la cultura degli vermi. Un'altra volta ce la domando sì oppure no. Sì, guarda che non mi sai spiegare ancora. Ti stai dicendo che fu scaccio di parole. Un caso. Natto, dove va? Già satta. Io senza che non ci pensavo un momento, a cominciare a volare. Paroloni e una danza che danza. Allora fu sciarra. Come mai? Chissà come la critica. Ma spargimento di sangue volete dire? Eccellenza! Ma tu stai sentendo come parlano il pubblico ministero? Allunga, spara pure, che parla su te. Ci rista ancora come parla, santo Dio, ma non vuole capire che siamo in tribunale. Qua sta attento quando dici picchiamo ammazzando, ci finisci in galera, santo Dio, finiamo! Ma che ci vedi? Se uno che porta la custodia, poi è distrutto lo custodia ma lo cristiano. Cane stuzzica facendo la stessa poco. Ancora più sanzolenza, cara non si fanno le eccezioni, si deve dire solamente la verità. La
gli applaudimenti, e dobbiamo seggi mobbini. Io ero da un ciabbano, tutta scaldata, che mi entrava, che mi stava scippando i capelli. Perciò io niente, stiamo completi, vi giuro, sopra la pozza delle marce, quando stiamo saluti. Ah, sì? Ma poi dopo, quando poi io visti che un po' mi passa con una scuola che mi ha cose, che fece di schinetta di mia? Passai da banda, no? Per vedere che la faccio. Sì. E che visto nei poveri occhi miei? Che hai visto? Già, che visti? Già, che visto? Un povero zucciscio deputato in terra che stava sangue. Sindesto tutti sangue. Scrivisi, cancelletto, sangue. Sangue? Ci fu sangue e si vende a rete. Gli c'era vino, una solera, c'era via che capola. Scrivisi, cancelletto, sangue, scrivisi. Avanti, mamma, a quei automisti, Io hanno questi qui. Annuto? Ce lo dico io. Ossia, visti lo suo amante imputato di uno spellacani, spaccare un corpo un povero Zuciccio con un colpo di rivolto. E tutto questo solo per lavare con lo sangue una diceria cittadina. Opposizioni, eccellentissimo Presidente. Supposizioni del pubblico ministero. Mi affanno. Opposizione a cui chiusa, bravo. Pubblico ministero, ci raccomando, mi raccomando di parlare solo dei fatti senza mettere budicino solo, ovvero niente supposizioni. Niente supposto, giusto ci giudici. Ah sì? Io ci replico con la domanda allora. Signora Susi, lo so amante di uno per la cane. Aveva movente di commettere questo atroce delitto oppure lo commesse così, senza motivo, picchiò. Mi affanno. E che? Di nuovo. Mi affanno e desidero che l'eccellentissimo Presidente metta a verbale. Un'altra volta il pubblico ministero sta presupponendo per l'assassino con lo Zuciccio con lo spellacani, mentre ancora la signoria non ha pronunziato sentenza. Opposizione a cui chiusa. Scrivi, opposizione a cui chiusa. Pubblico ministero. Mi meraviglio stasera. Dico, non ci senti? C'è le volte che fino a quando non esce fuori la sentenza, Tino Spellacani non è assolutamente colpevole, è solo lo imputato, il imputato deve essere trattato, chiaro? La regola sia pazienza. Vi faccio allora. Signora Susa, ne contassi allora la soppressione tra i rapporti che c'erano tra lo Spellacani e lo povero Zuciccio. Erano itti o non erano state litigate di fresca data? Oppure si volevano bene che facci fare? Chi voleva cibo, eccellenza? Ossia, lo sape meglio di mia come si risolvono certe questioni in Sicilia. Ovviamente non è peccato. O è continentale può dire, boh, non lo saggio. Lo sta parlando, certo lo so. Io seguo lo sogno. Ma sì, non lo voglio. E se è vero che dice a me che mi sta contando, io sono una povera femminetta. E come tale non conto. E come tale niente ci posso dire. Ma chi mi sta contando a me che allegamenti, imbucchiamenti, gioco e cose difficili? Ma che dici, signora Susa? Che cosa dici? Proprio perché siamo siciliani, noi siamo a dimostrare di essere come tutte le altre, timorosi e rispettosi della legge, senza gettare cauce. E che finendo i tempi quando ognuno di noi altri siciliani si faceva con la propria legge, la legge personale. Finendo, perciò stiamo attenti a chi che diciamo e cerchiamo di essere rigidi al dovere della legge. E questo non voglio richiudere. Ma la conclusione, eccellenza, Maria, giusto per dire da cominciare. Giusto dice la classifica. A me non dove ce l'ho tenuto no, povera figlia non c'è divisa, a mezza, al rimasto, diciamo sempre, facci e faccione. E se vedi che attenuante storiche ci figli venire da lì. Quale può essere ieri che avete di quale attenuante storiche state parlando? Ma che dite controllare le decisioni? C'ho il mio governo, presidente, ma che fanno? Mi date conto? Ma chi è che dice la signora Zuzza è vero che non è imputata, ma è sempre testimone oculare di un tremendo delitto. Tremendo delitto? Sì, tremendo, ma se ne benissimo! Ma sapete? Sono 2 anni fa.
E dunque deve testimoniare e contare per filo e per segno il punto che ha visto. E non c'è nulla tipo di attenuante, cultura compresa, che può tenere. Perciò, avvocato, venisse da non parlare Samu, Ora io Samu. Certo, Samu, ma mi parlate che state dicendo non ce l'ho. Mentre ossia. Non giro che cosa? Ah, ma parlate chiaro. Parlate chiaro. Che volesse dire io? Sì. Che voglio dire? Che vuole dire? Che voglio dire? Ma così mera? Ma guarda della facoltà di una È una cosa del si è fatta dalla facoltà della risposta, bravo, che non rispondi, andiamo avanti e andiamo avanti con l'interrogatorio, formuliamo le domande come giusto formulato. Mettiamo un po' di sostanza a sto processo, un po' di sostanza. Sicuro. Tornava a lei, signora Suzza. Se non ha venuto alcuni bagnati, mi dicessi un momento che armavo la mano dell'assassino, ovvero il motivo che entrò lo so avanti a ammazzare un povero Ciccio. Ma che stai dicendo, avvocato? Ma che dici? Ma lei ragazzi ti senti da me? Non era possibile. Ma non ci danno sto collega, c'è lei! E tu come stai? Allora sappiamo. Ci ho detto, ora, niente supposizioni. E a voi signora Suzza senza rispondere, e a rispondissimo ed è giusto o proprio come dice? Signor Venire, signor giudice, troppo, io pensavo a me, adesso che sono da discorso, non stai capendo niente, pensavo a me a lei. E poi ci deciso appunto finisce dopo di spiegarsi meglio quando parla, già che io non comprendo, non so pulisci, quando parla a casolino tutta la ciucuta. Non capisci? E allora, carissimo signor pubblico ministero, visto che vostra signoria è catanese, che è siciliano, la prego di parlare a casolino. Usate parlare a casolino, no? Chi te lo dico lo sacramento, chi te la allora. Parlasse a casolino conquista in modo che lo capisci e lo capisci come magari devo stazionarsi, ma se posso, che stanno facendo schifo. Va bene, silenzio l'ascolto, faccio sgombrare l'aula, silenzio! Signor giudice, però devo stare avvocato, perché caso tutti gente che capisce su tutti i bravi gente arrivati. Ma Presidente, ma scusi, Cioè, non mi c'è dato civiltà. Hai a parlare proprio lo vernacolo, lo ricolo, sacramento? Sì, signore. Cacci a parlare in casa. Torno e dico, so che cosa mai dico, ma stavolta con la sua parlata vitale, signora Suzza, cornudanza della miseria infame orca un'ennesa, secondo ossia, quando veste l'ultima volta lo Ciccio, come schifivo era, ci passi morto oppure te? A rispondersi con degli che hanno lavorato con tutte le ossa mi sento santo. Adesso volesse con tutto l'osso mi sembrava. Ci faccio pensare un minuto. A mia, mi passi morto e votato te. Alla fine ci sei. Senti, morto e votato un te. Morto? Votato in terra? Sì, ma sanno, 2 anni fa, Continuiamo, si votiamo perché questa sua missione conferma che ossia era presente nella scena di Rudiretti. Basta lunga, santo cielo, signora Suzza, come lo poteva vedere lui morto se non era da Cueto? Andiamo a cascare di nuovo come stai. Io non c'era! Guarda che non comprendo, guarda che non comprendo, come prima c'era la cava tua e ora non comprendo, no? Questo dici che è siciliana, ma come sarà un po' con Non sufficiente riuscimento con la patente, signora Suzza. Io ora non mi ci metto più a ciccia. A stavolta no. Io con sta sua parlata che Dana la stai interrogando e dunque a comprendere che cosa. Andiamo avanti. Cucù schifio era dalla sfarmacina. non c'ho moda, un gatto deve avere tutto il giorno. Chi può che c'è un anno, poi amici e parenti. Nisba, niente amici e niente parenti. Solo un uomo voglio sapere. Mi stai spiegando? Ma stavo in Lo pubblico ministero con la Tosco Mazzandauc ci vuole fare dire alla mia assistita dopo non sape. L'avvocato pare un dondolo, però io avevo ragione, avvocato non può sia stare muto,
di parlare solo quando ci tocca di parlare. Ma non stai capendo perché un avvocato non può parlare? Ma stai capendo sta cosa io? Muta e pipa. Ma che dovete fare? Ma che parlare su un voucher? Calma, ma avvocato, la da fare parare e la da rispettare se quando sono fuori c'è legge, diciamo cosa di chi fa il gioco, ma nessuno mi ha imparato a parlano solo io, ma che parlare? Avvocato io capisco che così non si può pigliare copioni, come niente, o parla ossia, o parla io, non si può capire. E parlare, ma che chiama avanti, Signora Susi, lavoro, onorevole sbubbicato. sì, ma Non come dobbiamo sopportare ancora tutti i soprintendenti. Stai aspettando la sua risposta. Tra tutti sti amici e parenti che riesci ad accompagnare in casa di lo povero Suciccio. Usa ormai la mano per sparare, dice, boh, boh, boh. non sparato, non ha sparato, non ha sparato, alla commissione della moto, non ha sparato. Stai, chiama avanti. Alleggia, spizzica il mugino, mi sta facendo esaurire. Ah, poi che qui mai una volta che fossi bello di faccia e bello di cuore. Oh, senti che vai ora a morte. No, amore! A me Alario non me l'ha detto mai. E pure voi io! No, amore, io sono mezza stonata, non ci penso. Ma guarda che chissà. Oltre ad essere otta. Ecco lo suonato. Ma come va il ministero? Come un po' di Allora, guarda, viva ci dissi, avvocato, viva la parole tui, non sapete sentire o no? Lasciando tutto. Voglio che ci non so avvocato, giudici, cosa sta da modo? No, non stai ad afferrare. No, tanto sì. Forse lo sta capendo, non sia perché l'avvocato sta stando. Ma che sei stato come avvocato? Non per sua ora che per aspettare da far parlare. E chi è? Va bene, se mettesse dalla sua parte, ma se non vogliamo le forze dell'ordine, e vi faccio portare fuori sia la passia sia l'avvocato. Andiamo avanti. Non fare mettere contadini. Sì, secondo me sia che stiamo facendo oggi, ma di che Ma che fatta fuori? Ma basta sta cosa. sì, l'ha pensato, certo, io sapevo che io non dovevo la dire questa cosa, perché io usa. E sono sicuro che hai aspettato magari l'avvocato che sta Ma perché non sbagliando. c'è stato un aiuto ad aspettare, non fa aiuto, nessuno mi Signora Sozza, l'avvocato difensore a parare solo quando dice. Chi sta dicendo? L'avvocato come una scena ci sta. Guarda che te non sei. Mi stai facendo lisci. Ma giusto, ma con le manere mi posso magari intromettere, mi fanno... Pipa! Ma buttare sta viva! Basta di me! Ah, viva una puttana. Che facciamo senza? ma mi stai, ma chi è così eccellenza? Ma chi è giustizia chi? Mi stai convincendo che nel nostro tribunale certe cose funzionano al contrario. Che tu cacciavaglia vivi acqua, che guardata vivi vino. A sto punto a domani ho diritto a parlare. C'è chi ha la domanda? Diritto a parlare. Parlare, non dire, sto rubando per andare a lavoro, questo ne mia mamma. Ogni tanto una bella comunità. Ci siamo tutti orecchi, parla. Dunque, voleva dire dobbiamo dare risposta alla parola, non è Oh, guardatela! Finiva fischia e finita! Caro collega, sono tutti i chiacchiere e tabaccheri di vigno! Così meglio si sta muta! A Cinanzetta!
dice ha schifito, il pubblico ministero chiamava lo sport. Ma hai ragione, signor Presidente, visto che a studienza mi chiamo lasciata di lacito. Ah, signora Suzza, visto che ciò che ha detto finora non avevi né capo e né manco coda, e lo vuole dire una buona volta che ho ammazzato lo povero suo ciccio? Ma perché mi fa domandare a me? Ma perché mi domanda a me? Ma chi ce l'hai fatto? Ci faccio di partita, io sono una poveretta. Ma perché mi fa domandare a me? Ma chi ce l'hai fatto? Perché ce l'hai fatto mia? Non mi va bene. Io non è saggio, ma chi saggio io? Ma sono domandate c'è io, no? A te lo spellagare, a me che schifo che state contando, io non è saggio. Lo dissi il nome, Presidente. Lo dissi il nome. Lo dissi. Lo dissi. Lo dissi. Scusate, signor Presidente, mi lasciai il bicchiere di la consentizza. Cancelleri, lo rivalizzavo un uomo fatto di latesti? Sì. Sì, aspettiamo, basta, capito ma signori miei, basta, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Vabbè, comunque, ci siete trovati. A posto, signor pubblico ministero. Bravo. Che sono struffianamente? Ma che siete valenti tutti e due? Che brevettissimi, d'accordo, bimbacocchiare, da povera femmina sventurata? Ma attenzione, picchiuri pure alla coppia d'assisi, hanno conte cucinerate della magistratura, hanno presidente della Repubblica Italiana, e carabinieri, bombieri, a tutti! Abbiamo sto rubato! A tutte pare, a tutte pare! Sì, a tutte pare, a tutte! Avvocato ci cavolo le mani, perché vedete caccani, cricca e combriccoli non ce n'è. Che possia pubblico ministero, formulasse la domanda come è giusto di essere formulata, mi chiama l'avvocato, non ci viene più, che avete un modo, ora che la formulata in modo diverso, ma dove l'avvocato capisce magari. Va bene, vi faccio la domanda, procede e riformulo l'interrogatorio. Signora Suzza, Pino Spellacani, un schifio è, e a possia, i schifio ci vede. Ha rispondissimo. Iddo è l'uomo mio. Giusto. E la sparmacira, detta cannilla, Cucatue. Cucatue da carellazza sulla simula. Da cagliola che c'è vista spuntare il grauto sulla macchina. Sì, Cucatue. Iddo, la carellazza sulla simula. Iena di da stumpaglia. Iena sciole catapina. Si capisce a lunga, capico sia e n'arrivati, ovvero davanti di un sozzito. Ma calmo! Lo pubblico ministero, cioè fare dire alla mia assistita una cosa che ancora non aveva pronunciato! È giusto di che l'ha preso, come ministero, sta tutti. Chiamiamo Luce Sola sto avvocato, ma quando pubblico ministero. Non scannarsi, Dio, ma chi mi combina? Così è che non deve avere più bestia da fare. Comunica ci può mettere una buca alla testa questa parola che non dovrebbe entrare. Ah, ma la possia non ci riesco ancora. Ma la possia, e se lo buttasse cadendo qua l'acqua a guardare. E da quando si rompe. E suonare un dito a un buio. Che suonare un dito a un buio. Formuliamo le domande come giusto formulare e muoviamole perché stiamo morendo da fare. Non licenzia, signor Presidente, vedete che rifaccio l'interrogatorio, non dà una permanente. Anche a te la scemo con tutti i carabinieri. Signora Suzza, c'era un vincolo, un attaccato tra lo Spellacani e la Sparmacina. Che saggio. Ma pure che c'è vista stata un'antesa fra tutti noi. E non c'è stato mai niente.
E che ci posso assicurare io, perché per la macchia si disse ma stora l'avesse ammazzato io che avessi mani. Coscienza, questa riscossione che mi sta facendo. Chi mi volesse mettere in bocca, verità? Sopra la moto povero ciccio. Io sta cosa la posso tollerare. Giusto dice la mia assistente. Sta cosa non si può tollerare. Dopo ci fosse di impuntarsi, ma lascio perdere. Dico solo alla sua assistita, che non può bene di certo insegnare a mia come ministero. Voi facete la testimone, è a mia, lasciatemi fare lo pubblico ministero. Gesù, e come sta picchiando? Alla fine che cosa ci resta da questo sconcio? Si è picchisco ora poco più di denti. So che voglio sapere piuttosto, e se visti dalla faccia come ammazzavo lo povero Zuciccio. Signora Sosa, s'avvalessi dell'udiretto a non rispondere. Ma perché ce l'aveva la parola a testa? Ma chi non ha cercato di farla parlare, ce l'aveva la parola. Ma dopo 2 ore che aspettavo la sua testimonianza, così, la salvaguardia della facoltà non rispondere alla Margarita. Silenzio, per mia aveva dato già troppo assai. Cerca, guarda, Ma chissà, come campagna lo pari assai. Ma che state chiedendo, voce lui? Mi parete una corda o lo doppello? Oh, credo di essere scegli del piattino. Ancora c'è la gioventù, lo sia che ne ricorda, la sua cliente, non posso pensare a un posto, avvocati, ringraziate Dio che sono il presidente di questa giuria, perché l'uomo Matteo non ne può restare. Vedi che credo, siccome mi fa chi strumere un gran mal di testa. No, io non giro la testa, non capisci? Mi viene un gran mal di testa, sapete che vedevo l'udienza e tutto. No, signor Presidente, dopo mezz'ora che avevo un altro di spella cani. Non mi interessa. E non verbalizzavo che ci guardai magari a mezz'ora che venivo di il pubblico ministero che ha un nome che venivo di stare silenzio, di parlare come di giusto parlare, che non avevano, e che voi non avete fatto che pizzicarvi, e se quando io sto morendo dalla fame, l'udienza è tolta, le mie a mangiare, e l'udienza sarà data da destinarsi. E signori miei, a morire che non ce la faccio più, Presidente. Signori, l'udienza è tolta. Ho detto, l'udienza è tolta. Ma come? Dobbiamo sempre assistere alla stessa storia. Non si può mai processare come di giusto una sta catana. Tutti vogliono essere trattati con i panni già. E non tu sapi niente. Non tu hai visto niente. Non tu parli. E non tu mi vedi. Solo io mi vedi. Ma che mi vedi a fare? Per forza ce la volevo fare pagare sempre a quella che non c'è colpa. Ammonino, signora Sussa. Sì, avete ragione. Ammonino, avvocato. Avvocato? Ma che scandalo che fece piccare questo pubblico ministro sul gioco? Con mia sa cambiare, con mia. Cara signora, la cultura si può pure criticare per carità, ma non si può condannare per lo semplice motivo che tutti noi altri siciliani, e dico tutti, siamo figli di Dio, e chi non si può né cancellare e manco processare. Ne hai il e manca mia.